Poi lui, sono Andrea, che dici? Come stai? Eh, senta, lui, ma quando hai fatto vedere giù? Dicessi che mi veniva a trovare a casa per gli auguri di Natale. Vedi, aspetta, mi fa piacere, lui. E quando viene, dillo mo è Natale, lui. Già, ti aspetta. Sì, sì, sta a posto, sta a posto. Come me li c'è e poesie tue, me li c'è. No, belle, belle, sono piaciute assai. L'unica cosa, lui, sono proprio triste. Triste proprio. No, da certo mi sono piaciuto, ma sono proprio triste. Mamma mia. Ma per esempio c'è sempre che la poesia, qual era? Pietra assassina. Bella ma triste, lui. Ma come ti è venuto poi? Geppina, come? Come? Non mi ricordo a Geppina. Chi l'era figlio della signora Carmela, queste case vicino a te. Fu una tragedia, quello, mamma mia. Eh. Ah, sì, per questo tu, quando succede? Io come fui proprio, perché mo mi ricordo buono. Ah, si va a via Toledo insieme a Is. Ah, ce ne ci sta fatto più sotto marciapiede. Se più è. E poi la caretta che la preta in capo. Ma che tragedia lui. Sì, sì. No, quale colpa tua, lui? No, ma ne pensava proprio a queste cose, lui. Ma non ci pensava proprio. Lui, ma sono passati tanti anni, mo, lui. No, ma non le ha fatto proprio questo pensiero, lui. Mannaggia, mannaggia. Senti, e poi là da poesia, là c'è stava tazza calda. Eh, ma perché poi, come ti è venuto sta? Filippo. Filippo. Filippo chi era? O fratello Antonella. Lì. No, io l'ho visto qualche volta a Filippo, ma ricordo, ma ricordo. Ma che poi come fui io, avevo fatto là, lui? Si va a casa tua? Non sapevo. Rindo bagno. Ora non nasceva. Beh, poi trasiste. Si va là. Proprio, muretto proprio in coppa. Madonna. Ma non sapevo. No, perché poi tu hai fatto che non ci le parole là, con la poesia, non si capiva onestamente. Eh. No, è la verità, poi io pensavo che era morto mentre faceva la colazione. Perciò tu l'hai chiamato. Ci capi. Mamma mia. Ti sono successe che cose, a te. Mamma mia. Senti, parlando che là da poesia là, com'era? Le ultime parole. Si chiamava così. Ma come mai? Poi? Come ti è venuta questa cosa? Perché pure quella proprio bella ma triste proprio. Diego, ma Diego, ma, ma Diego chi è? O figlio Alfonso? Ma che è vivo però? Non conosco. No, è perché mo mi stai facendo preoccupare, io mi ho detto là di urna, Diego. No, mi stai venendo una colpa. No, quello sei tanto bello, Diego. Ah, sì, e come aiuta poi questo amico tuo? Stai al telefono con te? Mm. Dice che si sentiva strana.
Ah, ci capi? Ma quale fui, po? Quale fui in queste ultime parole, po? Ci prima rimane. Ah. E poi sapesse, diciamo, la notizia. Mamma mia, lui, mamma mia, quando te ne sono capitate, mamma mia. Eh, vabbè, sì, sì, no, immagino, immagino. Mm. Eh sì. Oh, va, non ti preoccupare, va, ci veniamo. Non lo so, quando vuoi venire, vieni ed aspetta. Se no, siete lui, se no fa una cosa, ci veniamo direttamente dopo il festa. Capi? No, ci veniamo dopo il festa direttamente. No, non hai capito, lui. Mo si capisce da solo, sta troppa confusione in da casa. Non si capisce niente. Bravo. Facciamoci almeno sti feste, lui. Facciamoci almeno sti feste. Bravo. Poi ci vedremo l'anno nuovo. Se Dio vuole. Vabbè. No, va, non ti preoccupare, va. No, tra l'altro dacci a lasciare pure perché sta venendo male di capo, che non hai idea. No, sto buono, no, quello mi viene ogni anno, lui che si tiene, che l'ha stesso fritto. No, sto buono, sta a pensione tranquillo. No, non ti preoccupare. Vai, lui, ciao. Buon Natale, buon Natale. Ciao. Ah, se no. Allora mi sta facendo impressionare questo.